Ci siamo. C'è qua. Buona. Ho dimenticato la luce qua fuori. Sì. Vai un attimo. Ok. Abbiamo acceso i microfoni. Sì. In tempo Io ce l'avevo, sì, non 10 minuti dopo. Allora, Gianmarco. Muori in compagnia? Credo. Funziona così. Sto cercando di capire se l'audio sta glitchando perché il gioco... No, penso si è che... settato correttamente. Okay. Allora, Gianmarco, vogliamo da soli o in compagnia? Penso dobbiamo fare in compagnia. Andiamo in compagnia. Passi il controller e gioca con amici. Nuova partita. Raccolta scene eliminate. Allora, giocatore 1. Ok, sono 5 PG. Fermo gioco, calmo. Che nome mettiamo? Ah, tu scegli tu e io scegli il mio, scusa. Aspetta, io mi regolo di conseguenza. Ok, facciamo così. Ok. Allora, facile lo dici a tua sorella. Il gioco deve trovare un po' di accordo tra mouse e tastiera. No. Sì, fallo col pad. RB. No, voglio modificare il nome più che altro. Aspetta. Ok. Diamo l'ok. Media. Io voglio essere mano. Ok. Difficoltà? No, media anche a me, tale quale a te. Abbiamo giocato uguali. Allora, i personaggi. Allora, scegliti tu fanne 3, Uno, che tu sei il 2, principale. 3. Ok. Quindi Ok, li fa vari. Okay. Vari. Allora, Gianna, dimmi un numero da 1 a 10. Facciamo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, fai 8 perché 3 tu, io ne voglio 2. Va bene, va bene. Ah, io sono... Ma sono sicuro che non si possono... Non li fa cambiare, proprio... li mette così Oh, per un motivo, sono strano. sempre gli stessi. Ah, cambia solamente i gruppi. Ok, io allora sarò le due tipe, sarò Katiuscia e Astella. Inizia, nuovo slot. Ok, allora, vediamo chi inizia. Ogni scelta e azione intrapresa ha delle conseguenze. Sappiamo bene. Alcune salveranno vita. L'unica cosa da dire, prima che iniziamo, se stabilizzi un po' la luce. Sì. Poi. Allora, aspetta, appena posso mettere pausa. Lasciami fare prima qua. Se sbagli, morte. Sì. Non sapevo fosse doppiato. Questa è quella di Dead by Daylight. Si chiama così. Ok. Ok, volevo mettere la chat, però a questo punto, visto che la pausa è attiva, dai, ci aggiustiamo pure il fatto delle luci un attimo. Ok. Forza Navo. Sì, effettivamente sì. Volevo fare a sto punto menu di gioco. Sì, ma difficoltà attuale osservatore che vuol dire? Non so, non c'ero già. Non siamo osservatori. Marco, quando hanno spiegato il gioco non c'è. Ti fanno i sottotitoli? Sì. Così anche chi vede la live va bene. Top. Mi fa ridere che è passato un anno dall'uscita dal gioco, nessuno si è di aggiustare questa cosa. Vabbè, certamente. The Casting of Frank Lapietra. Franco Pietra. Effettivamente chi soccattava si era o non era Franco Pietra. Capito? Posso capire. Non è qualcosa di buono. No. Qua. È una persona molto bassa. Potrebbe. No, credo sia forse un canide perché vede in bianco e nero. Ehi? Sì, è un cane. Cane umano? Cioè cane vero o cane mostro? Cane vero, credo. Ok, cane... sarà lui Frank Castle? Forse sì. Frank Stone. Frank Stone. Ho confuso il genere.
C'è un bambino che piange. Ok, il dogo giustamente si infila nel mezzo. Già che sei in una fabbrica così e c'è un bambino, aspetta un attimino. Sarà il figlio forse. Dove cazzo stai andando, Doggo? Cos'è quella caccia al neonato scomparso? Ecco qua. Attenzione. Allora non è il figlio, secondo me. Ok, va bene. Sai, è vero che tu morirai con questo VG perché è nero ed è un facile, poliziotto. sì. È facile, sì. In realtà i personaggi sono 2 e 2, lo zi. The Burning Mole. Cedar Steel Mill 1963. Ok, vediamo se va fluido, se no scendo i dettagli a basso, Vai. così andiamo più tranquilli. Lo vedo un po' scatticchiante. Sì, va un po' a scatti. Porca sì. puttanaccia. Sì, si è svegliato di soprassalto, quindi. Aspetta che tu c'hai un attimo dei problemi a girarti. È proprio con lui che si sminchia il gioco. Allora aspetta, togliamo la frame generation che sarà quella che darà problemi. Andiamo basso qua. Ok, vediamo un attimo se si stabilizza. Ok. A posto. Guarda lì. Allora. Ok, io ho scelto e poi farai il conto in base anche alle cose di Twitch che arriveranno. Ok, ok, quindi possiamo scegliere un attimino con calma. Io ti devo fare un attimo delle domande a te, Giovanotto. Giovanotto. Riddle? Vedi un attimo il diario. Così. Se sei tranquillo, allora non ci sono problemi. Però noi abbiamo sentito il fanciullo piangere. Però non era lui. Che Non era lui. Vedi che il cane lo sa pure dove sta il bambino. Però, senza mancare. E questo, vedi bene? Ok. Lui però nasconde qualcosina. Accusatorio, qualcuno ha falsificato le voci.
Abbiamo trovato l'indizio, aspetta un attimo. Mm. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Se c'è un cane che scrive sul diario così sei miliardario. Direttamente. Quello cazziare proprio. Mi trovo, do un'occhiata in giro, scusami. Ma se resti con l'indicatore là va avanti prima. No, tu puoi cambiare la scelta che fai. O si bugga, non ho capito. No, più che altro per capire. No, è perché c'è il timer per la funzione di Twitch. Non cazzare. Allora, molto gentile. Allora, quindi adesso possiamo girare un pochino. Acchiappali tutti. Esatto, attira lì. No, lo so, però era la battuta alla Pokémon. Prendi tutti i pesciolini. Tu mo ne acchiapperai qualcuno, mi sa, sì. Penso che noi acchiappiamo pazzo armato d'ascia o nano armato d'ascia che ci attaccherà. Questo è il tuo PG, lo vedi tu. Io mi dissocio. Oh, che bel posto tranquillo dove andare. Una meraviglia. Oh, che bello. Questa si chiama meraviglia. Ecco, già c'è qualcuno che ci sta osservando. A posto. Se ne avessimo dei dubbi. Dovrebbe essere anche il doggo. No, era una persona dietro da qualche parte, sì. Ok. Trovo un modo per entrare nell'acciaieria. Ti muovi con L e ti guardi intorno. C'è il stesso sistema di comando. Allora, qui non c'è niente. Allora, se noi esploriamo e troviamo gli indizi, possiamo capire meglio la trama. Incredibile Anna Frank Stone. Reagan, buonasera. Non Buonasera, credo che Reagan. il titolo fosse questo, sai, Buonasera. Reagan. Però ci sono anche i voti da dare tramite Twitch, attenzione. Sì. Puoi partecipare anche tu. C'è un braccobaldo di qua. Allora, ne andiamo. Non ci succederà niente di grave. Forse. Già uno abbiamo visto che ci stava spiando dalla zona. Oh. Attenzione. Lei iridescente mi promise di curare il mio dolore e di salvarmi dai miei incubi. Gingillo trovato. Collezionabili? Sì. Mi piace questa nuova wave dei giochi interattivi su stream. Siamo contenti che ti piaccia, non sapevo cosa fare stasera. Ho aperto Steam, stavamo cercando delle demo. Mi sono trovato lui davanti. Io già privatamente insieme ad un amico mi sono fatto i vecchi Dark Picture Anthology. Questo appartiene al mondo di Dead by Daylight. Però comunque è un'avventura su quello stile lì. Stava a 11 euro proprio super sconto. Ho detto già, ma facciamoci sto film interattivo fatto bene stasera. Ed effettivamente c'è quello. Quindi noi esploriamo ed è attivo anche che nei momenti di scelte conta la somma massima dei voti. Se
perso il cane lo zio. Oh, di qua niente. Quindi attenzione che quando appaiono i dialoghi ci sono 60 secondi per dare la risposta. Ma erano 30. Erano 30, hanno Pare che 60? Ok. Allora, in qualche zona scatticchia un pochino, ma va bene. Opla. Che stava caricando la zona. Mamma mia, poi ci vedi giocare tutti. Perfetto, allora ci capisci Stiamo bene, raga. aspettando quello dello spazio e che poi io e il mio amico siamo rimasti fermi perché non sono usciti più, mo riprende di nuovo con la nuova stagione. Quindi quelli là, mo non so se li porto in live perché ce li siamo sempre fatti privatamente, quindi se lui non vuole farli in live ce li facciamo privatamente. Questo l'ho visto, ho detto no dai, facciamoci questo stasera. Perché le storie sono scritte bene, c'hanno dei problemi. Per settarlo all'inizio abbiamo perso 20 minuti perché switchava schermo in automatico. Qui dove stavamo all'inizio. Ok. Ah, e gioco anche io, Reagan. Sì, sì, ci siamo Abbiamo settati divisi. apposta. Quindi Enzo c'ha i suoi 3 PG, io ho le mie 2 tipe. Sì, ma Anna Frank tende a farlo. Reagan, io continuo a dirti che non credo che Forse questa... sarà una parente, Cioè, ma non penso che non sia credo che ci basato su sia fra Anna i Frank. personaggi No. Anna Frank, soprattutto Reagan. Forse ti stai confondendo. Ipotizzo. Non potrai tornare nell'area, quindi esplora bene. Allora, esaminiamo. Allora, vediamo un po'. Registro ufficio personale, data di assunzione 4 febbraio. Te fa macchinista. Precedenti penali, un'aggressione aggravata, rapina, recezione anticipata, reinserimento. Ok, quindi c'era un galeotto. Sì. Solo che non riusciamo a leggere il nome per bene. Ok. Fascicolo del personale, un dipendente dell'acciaieria è stato assunto Sotto raccomandazione della Ok. dottoressa Liber. Sto pensando un attimo che noi ecco non abbiamo visto ancora i menu. Relic, Vabbè, lui li chiama così, si chiamano le Relic. azioni poi si sbloccherà. Destino. Oh Gianmarco, aspetta, questa se così è bella. 1963 abbiamo 3 periodi temporali diversi. Penso di sì a questo punto. A me mi fanno impazzire queste cose. Allora, di qua non c'è niente, di qua c'è questo. Venerdì 13. Queste sono le persone che hanno lavorato. Che in un'acciaieria comunque c'è il cimitero. Questo non lo Turno so. mattina, turno pomeriggio, turno cimitero. Scusami. Fammi vedere qualche nome. Eccolo là, Frank Stone, pomeriggio. Ok, Quindi Frank Stone è qui. ok. Dietro non c'era altro. Qui abbiamo esaminato credo tutto, ma tanto già ci siamo persi 800 cose andando indietro. Ah no, qua davanti. Sì, le stanze queste sono, non possiamo fare più niente. I pallet alla Dead by Daylight e ci sta. Ok, adesso siamo usciti fuori. Ok, allora c'è una pala. Ora non possiamo fare niente. Tanto gli oggetti ispezionabili, una volta che ti avvicini, hanno il contorno bianco. Okay, quindi basta che ci avviciniamo un pochettino alle cose. La fiamma più intensa produce l'acciaio più duro. Howard Kinsey Tester. Di qua possiamo andare? No. Sfonda a capate. Non penso lo faccia. Non c'è l'opzione? No. Ok. A maggior ragione non uscirà nessuno. O esce lo gnomo armato di ascia. Ancora questo cazzo di gnome. Ma ti piacciono gli gnomi? Ma perché gnome ti arculo Io l'ho almeno visto, il mistero esiste. Il Ho mistero capito. mostrava la Sì, verità. va bene, però Adam Cadmio era pure una persona strana.
Forse non è detto che avessi Esiste. ragione. Vabbè. Ma pure i miniponi? Sì. Ma perché non metti al culo al miniponi? Ehi, Ecco qua. ehi, non iniziamo, Pensa che ridere se moriva mentre dicevo sta cazzata. Adam Camion, un pazzo. Eh sì, Reagan era veramente pazzo in culo. Poi purtroppo è stato ucciso dalla Jihad, No, quello è è stata ancora una brutta vivo, non è giornata. stato ucciso. Ah no? Andatevi a vedere il video di Yotobi e scoprirete anche che canta. Sì, l'ho visto io. Qualche oggettino extra, qualcosa. Adam Cadmio fortissimo, veramente. Noi dobbiamo andare di qua perché tu sei la porta illuminata, quindi sei quella successiva. Sul treno non possiamo vedere niente, possiamo andare avanti. Ah, aspetta. Perché giustamente quello l'audio già è poco. Stavo facendo caso che non avevo attivato l'audio al tutto. Ma non vedo l'ora di tornare a fare le live con più tranquillità. Perché l'audio del gioco non si sentiva? No, per quel poco che c'era no. Ah, perfetto. Reagans, vedi se si sente l'audio di gioco, per favore. Dovrebbe essere tutto a posto, l'ho anche già abbassato. Giusto un po' di colonna sonora di tensione sotto e qualche dialogo c'è. Ok. C'è qualcuno che sta facendo merenda? Ma tu? Non senti tu? Adesso Sì, lo senti? poco, però sì. È direzionale l'audio. Ok. Solo mi sto perdendo l'udito comunque. Viene da qua, sto sentendo. Così. A picchiaia ti dà potenziato l'udito, però già riesci. Ma Mi ha potenziato il throttle. Vediamo se si può andare sopra. Volevo essere un throttle. Ok, di qua c'è un catenaccio. Non possiamo fare niente. Dove cazzo ci stiamo andando in cioè dove ti stai Una andando? brutta situazione. C'è zio Rocco dietro il container. Quello è il problema. Il rischio c'è. C'è zio Rocco anche arrapato, quello è il problema. Arrapao. No, proprio. Cacao meravigliao. Ma Puzzo di morte. Ma sì. Perché non saranno più 3 personaggi a me e 2 a Gianmarco, ma saranno 2 personaggi e 2 personaggi. Equità. Lo superi questo? Malati agilità. Ecco. Ecco a merda. Equitalia, Sì. Spramme no. Ehi, signor... Sono l'agente, Green. Sì. Ha visto Merlin, forse? No, Cane caput. scusa. No, ma non penso che quello era già andato vicino al tipo là, non gli ha fatto Sì, è niente. che... Cristo, non lo senti? Narici fuori servizio. Sono finito un po' troppo vicino a una lattina di iprite tempo fa, in trincea. Non so cosa sia, però evidentemente qualcosa che ti brucia il naso. Magari è una benedizione. Devo scoprire da dove viene. Che odore ha? C'è il cadavere. Pessimo. C'è un corpo. Reagan, dai. una domanda. Di solito nei film horror che succede alle persone di colore che sono anche poliziotti? Cioè, una curiosità, tu che cosa pensi? In questo momento all'inizio della trama, che noi abbiamo comunque iniziato da poco, quindi Non è stato il cocco. Speriamo no, non sia stato il cocco a bruciare il naso. non penso. Sì. Il cane sta mangiando qualcosa. Sta mangiando. Sta mangiando una carcassa umana. Merlin! Eccoti qua! Ci chiedevamo tutti dov'eri! Si è incattivito. Un palo tra gola e culo. Esattamente. Bello! Sì. È quello che succede di solito. Attenzione! Scusa, cosa stava mangiando? Sarebbe stato meglio se vi conoscevate decentemente. Se vi foste Miseria. conosciuti. Vabbè. Che cazzo ti stavi mangiando, Tom?
Bistecca alla fiorentina non si direbbe. Bocconcini di truzzolo. L'hai fatto tu per lui? No, Quindi qualcun altro ha capito come arrivare al suo cuore. Col cibo. impossibile. Io e Merlin siamo una squadra. Chi si Infatti, ti metterebbe ha appena tra un preso. uomo e il suo migliore amico? Satana. Satana. Cos'è? Tipo un Würstel? No. È un orecchio. Sai Allora, cosa? questo non dovrebbe Non stare si qua. tocca con le Guarda mani, che- tra l'altro, sta roba, bro. Questo non dovrebbe stare qua. Quel cane pulcioso? Questo non dovrebbe stare qua. Credi che sia del ragazzino che cerchi? No, non abbiamo prova. Vai. Regen, vedi se ti fa votare. Fai Dovrebbe anche, vedi un apparire po'. a schermo, io ho abilitato tutto. Ho fatto il collegamento e mi ha detto che funzionava. Vediamo se ce la fa. No. Nope. Dobbiamo capire allora come funziona un attimo. Mo che... Allora, aspetta. Questa è la scelta. Faccio un attimo così. Penso che vada all'estensione. Vedi se ti è apparso un pulsantino, qualcosa sullo schermo. Io sto vedendo tra le estensioni. Sì, usa un sistema diverso questo, non ha fatto collegare. Aspetta, metti. Ah, mi esce il sondaggio in chat. Ah, ok, Ok. che a noi ci ha solo fatto mettere Perfetto. collega a Twitch e mi ha fatto collegare, poi non mi ha fatto mettere una cosa come di Alters davanti. Ok, però abbiamo visto che si può fare. Ok. Adesso vedevamo Non un abbiamo attimo di prove. risolvere. Ma se... Fatti un favore. Allora, è non la ci somma pensare. complessiva dei voti che va avanti. Stasera le Quindi tue ipotesi ragioniamo, sono abbiamo 30 secondi o poco più. Andiamo mirati. Il fatto è che al momento siete in due a votare. Quindi se fate uno diverso proviamo a vedere come funziona il pareggio. Penso che terrà in considerazione forse il mio voto o chi l'ha messo prima. Penso chi l'ha messo prima non sarebbe equo. Sarebbe più logico fare il voto di chi sta giocando a quel punto. Cos'era quel suo? Sta una dietro cassina. di me. Però non siamo. Ma tu tirare fuori la pistola. Stava la messicana. Allora, tu sempre davanti a me, che dietro fa un po' paura. Andiamo avanti. Indizi extra non ci sono. Scorregge. No, quello mo stavo vedendo. Fazzi. Ecco qua. Ma grata. Questo è Frank Gratol. Bene, questa è la? Grata? Sì, a che serve? Fare la grata. La grata fa la È una grata. fornace, credo. Scusa, Non sei sicuro? poi c'è una luce lì sopra. Sono il guardiano, non un operaio. Trovo qualcosa con cui forzare la grata. Prova a vedere se Ecco può aprire cosa mi quella serve. cassa. Dove che hai visto? Ah, qua Piede dentro. di porco qua dentro. Possiamo Riusciamo ad entrare? entrare? Assolutamente no. Arrampica, ti dice. Ecco qua. Facciamo uno. Facciamo due. Va che poliziotto. Qui non c'è niente. Poi cade dal gradino come se niente fosse. Vabbè, eccolo qua. Bello questo mini piede di porco. Alcuni oggetti possono essere conservati e usati in secondo momento. Noi andiamo qua. Ovviamente sale con meno fps perché se la prende giustamente con calma. Oh.
Se tipo apparivamo qualcuno là in fondo Era fermo, interessante. è problema. Tu però c'è una pistola. Sì, ma non c'ho il comando per utilizzarla. Al momento. Allora, un soggetto. Ma che piede di porco è? Ma è Stai minuscolo. Sarà Poi un barattolo. papà, ma sto carburizzato troppo abbronzato. Stiamo cercando un bimbo scomparso Un carapizziotto. e siamo finiti in questa fabbrica dove sta succedendo un attimo qualcosa di strano, c'è odore di morte. E poi sta per morire. E abbiamo trovato un cadavere a terra tutto smembrato. E sto poliziotto farà una Era frutta. carne, morta, abbiamo un cadavere. C'era un orecchio dentro, Gianmarco. Poteva essere stato messo dopo. Comunque ad una persona manca un orecchio, cioè Ma comunque non è la detto base che sia morta. Però le manca sempre un orecchio. Ho capito, pure a Van Gogh mancava un orecchio, ma Ok. viveva. Tieni, C'è ragione. in Sì. auto c'è la radio, chiama la centrale. Ma come Tom, ma chiama Tom. Tipico sabato Sì, sera, Sì, dai. sì. Tu Ha tirato credi fuori che la il bambino pistola sia- almeno. Non so. ho E la all'inizio, sensazione. prima vuole che sparare, venivate non mi piace. tutti, abbiamo visto l'introduzione e abbiamo sentito un bambino che piangeva. Quindi c'è sto Devi bambino prendere forse qua. anche questo. Sì, ma di guanti, sono prove. Fai in modo che arrivi allo Ah, sceriffo. vabbè, era il 1930, non ci pensavano neanche a certe cose. Non lo so. Allora, potete votare anche dalla chat. Allora, senti. Ti ho dato le chiavi. Chiami la centrale, a posto. Se non la chiami perché in realtà sai qualcosa, allora quello è un altro discorso. Davvero si apre un sondaggio. Mo' ci ho fatto caso. Si apre un sondaggio e potete votare nel sondaggio. Ok. Mi Se serve per il tuo questo al aiuto. 39 non c'era nemmeno i poliziotti. Anche questo è Ma vero. non te lo chiederei. È che non so se ne sono all'altezza, sai. No, qualcuno c'era, ma era Si proprio chiama vocazione difficile, giustamente che celeste. riuscivano ad entrare purtroppo. Devi puntare in alto. Vai, Puoi farcela. vai Sam. Convinci. Io sì, Tom si è convinto. posso farcela. Ehi, Se è un killer e ce l'abbiamo noi davanti, tu stai conto su di tranquillo. te, Tom. È così che non vi dirò più Tom. Hai riposto la tua fiducia in Tom. Abbiamo cambiato il destino. Ok. Ok, quindi queste sono le scelte, quelle che cambiano la storia. Quindi il attore non mi viene, non Non lo saprei. so, ti dico la verità. Però dopo, se prima che stacchiamo ce l'andiamo a vedere. Allora, noi non scendiamo. Ottimo. Che cazzo di tarantella. Perché se siamo fottuti Sei. al quadrato. Io non faccio parte di ciò. Magari puoi uscire pure tu adesso, magari questo personaggio ci Ah, potrà dove servire esco dopo. io? Noi dobbiamo definire il gioco al meglio. Sarà Troviamo un modo per maleroso, entrare sì. nella sala della fornace. Ma collega la scala lì, fai un salto visto che sei un poliziotto e ti aggrappi. Ah, se l'appoggi ce la puoi fare. Se l'appoggia ce la può fare. Allora. Di là si va alla fornace, noi andiamo di qua. Allora, andiamo con calma, senza correre, con tranquillità. Tutto bene, tutto tranquillo, non ci può accadere niente. Abbiamo una pistola. C'è una porta qui, salve. Quante cazzo di più ci sono? Ok. Ok, c'è un altro ciuschi. Ok. Cavallo goloso, cavallo di legno. So in cosa bisogna credere, nella foresta il sentiero è libero e il fuoco mi attende. E ne abbiamo trovato un altro. La fornace è sempre di là e noi ce ne andiamo di qua. Gabri mi ha fatto saltare, ho detto ecco, partita la cutscene. Si continua anche a scendere Gianmarco volendo, Si continua anche a scendere. Qua giù è un vero e proprio labirinto. Oh, di qua è chiuso. Meglio. Meglio.
Qua non possiamo andare. Andiamo a vedere giù. Salve. Qui dove buttare una monnezza? Sì, che non si può fare altro e non si può vedere altro. Ok, dobbiamo andare per forza lato fornace. Allora, andiamo di qua. Ok, allora. Qua si va per la fornace. Completiamoci tutta la zona per trovare qualche indizio, qualcosa. Questa non si apre. C'è un altro corridoio più avanti alla fine. Qualcuno è coinvolto in strani rituali nelle aree nascoste dell'acciaieria. E qui c'era un bel martello, Gianmarco, non c'è più. Bene. Non c'è più, è rimasta proprio l'ombra. E noi dobbiamo uscire. Vabbè. Va benissimo. Si sale anche di qua e di là si va per la fornace. Però voglio completare tutte le possibilità per vedere se si trova qualcos'altro. Allora, di qua non si carica, di qua non si apre, dobbiamo salire di qua. Deve essere questo. Ok, accesso alla fornace. Ok, c'è qualcosa. C'è un cuore con una foto dentro. Di là non possiamo andare solo di qua. Oh, c'è qualcosa qua. C'è qualcosa. Ci sono delle ossa, Gianmarco. È buono. No. Come no? No, non è buono questo, Gianmarco. No, non va bene, Gianmarco. Belle le ossa. Questo posto mi fa venire la nausea. Noi stiamo continuando a scendere sempre più giù. Allora, di qua possiamo strisciare. Ok. C'è uno sgrom, il mandriano. Più strane. Questo è un relic. Sì. Max Thompson Jr. è uno spettacolo che nemmeno sua madre potrebbe mai amare. Un uomo malvagio trasformatosi in mostro. Nella quiete che aleggia nella fattoria Coldwind è importante tendere sempre l'orecchio al vento, stando attenti al rombo arrugginito del metallo e del motore. La vendetta di Max è infatti brutale e repentina, nonostante non provi affatto a nascondersi. Ah, noi non giochiamo a Dead by Daylight. Forse qualche cacciatore di Dead by Daylight. Se c'è qualche collegamento diretto con i giochi e lo conoscete, ditecelo pure tranquillamente, che noi lo stiamo prendendo come storia a sé. Però di sicuro ci saranno dei cameo, dei piccoli easter egg e quant'altro. Quindi immagino sia uno dei cacciatori che c'è nel gioco, magari, uno dei killer. Dovevamo informarci prima, però sinceramente ci vogliamo divertire, che sembra un titolo con una bella storia e fatto bene come piace a noi, quindi visto, comprato, scaricato e preparato per la live. C'è un altro Bibius. Allora, questa mi sa tanto di strada, non si torna indietro. Di qua c'è qualcosa qua a terra. Ah, è uno dei killer, perfetto. Allora mi sa che i relic grazie. sono i killer del gioco. Santo cielo. C'è una forma strana però. Vabbè, comunque ferragli sporchi di sangue, quindi... No, però noi... No, giustamente li segno solo qua. Non ce li ha segnati lì dentro là. Ok. Ok. Sono oggettini secondari questi qua. Sì. Però quell'oggetto c'ha una forma strana comunque.
un attimo bloccato sulle scale, non voleva scendere, ha paura giustamente. Ok. Quindi anche quick time event già matto. Dobbiamo stare attenti quando rallenta il tempo allora. Punto è che possono avvenire. Mo' il primo giustamente con la scusa del corridoio ce l'ha un attimo detto. Io effettivamente aspetterei la cavalleria, anzi, vedendo già come si stanno mettendo le cose, ma già prima della grata avrei chiamato i rinforzi. Però c'è un bambino rapito, squartato e tagliato forse con l'orecchio. No, diciamo se si può agire, agiamo un attimino, però la situazione, capi, non è buona, signor poliziotto Sam. No, non è Sam lei. Sicuro. Questo è il full Sam, perché a breve Sam non c'è più. Eccola. Green Goblin c'è. Ah, fornace. Guarda il Green Goblin. Sembrava quella risata lì, sì, effettivamente. Oh, bimbo. Una culla. Merda. No, lui mette la culla qua. Questo però per esempio mi pare che la skin che ci possono avere i sopravvissuti. Allora prendiamo la rampa o la scala. Ragazzi, fate un test anche in chat, vedete se il sondaggio funziona. Così capiamo un attimo se dalla chat aspetta parte. il mio voto. No, cosa dovrebbe fare Sam? Che esce proprio il sondaggio. Scala. Mi penso potete dare il voto tramite un sondaggio normale alla fine. Però qui c'era qualcuno. Pochissimo così. Come cazzo avanti? Oh no. Anzi, che era un pezzo della maschera, così. Sì. Fermati! Che lui è Frank Castle. Frank Stone, forza voglio chiamare Frank Castle. Ok, usa per mirare. Una volta arrivato al punto scegli dove attaccare, ok. Fatti vedere in faccia. No. Poliziotto super più, no. Aia. No, sarà pure bollente. Ah, no, l'ha No, imparato. l'ha proprio impalato direttamente. Ah, però non in maniera letale. Aspetta. Possiamo fare un ultimo atto eroico. Forse. A posto, l'abbiamo fatto. Hai trovato il modo di liberarti dalla tubazzina. Abbiamo cambiato il destino. Allora, c'ho pure detto per scappare dai killer punti la torcia, è vero, hai ragione. Ha provato ad accecarlo. Non buttare quel bimbo là dentro. Ma questa è la tipa quella che abbiamo del- visto all'inizio. E le ha detto a me mi serve Frank Castle. A forza. Frank No, Stone. il numero qua. Frank. Bisogna fare una bella serie su lui, così me la vedo e sto tranquillo, grazie. Perché il Punisher, a parte che mo lo vediamo in Spider-Man. Ma Quindi non ti puoi distrarre un attimo. era interessante vedere uno che ammazza tutti con Spider-Man. Ok ragazzi, il gioco è finito. Minchia, sniperato! Il gioco è finito. È stato un bel gioco, breve ma intenso. Abbiamo già ucciso il killer. Oh, va a vedere il bambino, era Satana e doveva morire in qualche modo. Trato un attimo. Maonna! Così.
Enduro tesoro. Ok. Però un cadavere normale non fa queste cosine qua, Poi però che c'è la lava che comunque sta... È capitato anche a te questo? Come ne sei uscito poi, scusa? Sei immortale pure tu, Regan, come Francesco. Ma poi in una fornace, tutto così, con la mano, poi ti sei salvato. Ok. E quella è l'entità di Dead by Daylight. Ok. Manu, tocca a te. Tocca a me. Vai, Manu. Sedia persone non imparate in senso differente da codesto. Buonasera, quello. Tu sei la cugina. Io sono pecorazza. Tutto ok, è tutto ok. Ok. Allora, in che anno siamo, prima cosa? È più moderno, 2015, 2016, 2020. Sto bicchiere è tutto particolare. Va Futuristico. bene? Va bene. No, quello a casa non dovrebbe esserci, Gianmarco. Allora, Gianmarco. Allora, Per l'esaminazio. Mamma. Cos'è il Castità di Franco Pietra? È un gioco di Supermassive, i creatori di Until Dawn, no, di The Dark Horror Picture Anthology, stagione 1 già finita. Sono storie horror con scelte multiple. Ci sono quick time event, dobbiamo scegliere delle risposte e potete scegliere anche voi tramite il sondaggio che crea in automatico il gioco. Dobbiamo fare andare avanti la storia, trovare indizi e cercare di non far morire tutti. In base alle scelte possiamo far vivere o morire i protagonisti e in base a quello che decideremo così cambierà la storia. Abbiamo fatto la prima parte di un poliziotto che stava cercando un bambino rapito e abbiamo trovato un pazzo che ci ha attaccato. non si sa chi è quello, è sempre gente random che sta qua sotto. Mamma. Salve. Mamma? Io più che la mamma mi preoccuperei degli alberi in camera e la casa tutta così. Ma È tutto così strano. Sì. Ma sei tornato nella stanza di prima, Gianmarco, scusami. però la foto mo è Sì. graffiata. Sì. Non c'è altro nella stanza? Ora vediamo. La stanza è distrutta. Ma quello è molto figo, poi è horror fatto bene, di tensione. E anche con delle scene splatter fatte bene. Il bicchiere, Il bicchiere è sempre quello, però sto motivo sul bicchiere a me mi sembra un po' troppo particolare, te lo fa pure esaminare. da tutte le direzioni. Allora Gianmarco, prendi di nuovo la porta. Sembra aperto. È un cazzo di loop. Gianmarco, tu vai tranquillo, stavo dicendo. Vai, tu vai. Vai, non aver paura. Massimo muori. Ecco. Perché no? Ancora, Siamo un'altra volta qua, Gianmarco. Sta tutto peggiorando sempre più ad ogni passaggio e qui è sempre più cancellata. Io guardo sempre. Si rompe tutto, ma sto bicchiere resta sempre intero. Prendilo come arma, siamo a posto. Pure la keyboard. Si poteva esaminare pure la keyboard. No, si vedono solo gli oggetti col contorno bianco.
non tutti sono esaminabili. No, devi soltanto andare avanti, non c'è niente, tutto sta venendo meno. Mamma? No, uscita. Sì, il Mac, non si può prendere il Mac. No, ma non ci serve qua in mezzo. Venito che lo rivendi, non penso serva ora. Che cos'è? Ma è scomparsa la casa. Ah, questi sono i segni che escono nel gioco, che un pochino ci ho giocato, sì. No, già, ma c'è rimasta la porta. Abbiamo la porta. Abbiamo... Si può correre? Sì, con L e B. Per gli amici L1. Non corre? No, allora sta parte non corre. Allora, Gianmarco, vai dove ti porta la moto. Quindi non paghi le tasse, ma succede no, chi è che non paga le tasse? No, paghiamo ogni singola tassa per stare tranquilli. Io lavoro, quindi come paga le tasse. Come anche Enzo e come anche Reagan, non tutti andiamo ancora a scuola ringraziando, cioè beato a te che stai 3 mesi in vacanza. Però è la vita. Non mi fido. No, questo sembra un corridoio, a meno che non c'è qualcosa da ste parti qua. No. È Gianmarco che ti attendono momenti felici. Immagino. Panazza la troia. Il gioco è Frank Stone, e l'abbiamo già ucciso, quindi mo diventa uno spirito vendicativo e ce lo ritroviamo qui. Il lavoro mi ha dato alla testa, sì, decisamente quello. Alan Wake, sei tu? Io non ho fatto niente. Cosa ha fatto? Io non ho fatto. Sembrava avessi fatto un passo indietro, un dodge per evitare qualcosa. Mamma, che cosa c'è? Non è mamma questa. Sono qui, tranquilla, va tutto bene. Sguardo di Satana. Eccolo là. Madonna, faccio un po'. È il gancio! È il gancio! Dio Cristo. Anche il gioco si è emozionato un attimo. Ah, ci sono 13 gradi, mamma mia Pompeia. 55 Fahrenheit. Ok, lei sta andando a Londra. Ok. Uffa, calmati. Medaglione. She walks these hills in a long black veil. Una bella sigla d'atmosfera ci vuole. Yeah. Ricorda un famoso gioco di cui a breve uscirà un nuovo capitolo. Non so. Oddio, guarda, lui c'ha pure ragione che visto che ma deve uscire quello nello spazio, però forse lui indicava qualche altro titolo. Qualcosa per cui devi fare una 12 ore probabilmente. A me Pompeia. Io oggi ho confermato Death Stranding 2, tutto a posto, e mi sto organizzando per il 26. Puoi farcela, Mehdi. Tu... Vedo quanto Tieni riesco a sempre fare il da lato che ora sinistro. riesco a collegarmi, però Sì, già ho avvisato col lavoro. sinistra, Fate conto, il no, 26 senso negativo. non esiste. La dottoressa Liber là. Ok. È un autostoppista. Questo mi sa che è il mio altro PG. Sì. Quindi è successo qualcosa con Frank Stone e mo sto professore ha invitato tutte ste persone. Oh, attenzione!
C'è il 50%, vediamo E come si Kirin. comporta. Ha un piede di porco. Questo sì, ragazzi, voi dovete votare. Io voto il mio. Vediamo, c'è un pareggio al momento. Va bene. Forse potevi riselezionarne Vabbè. una Ecco perché tu. non Ok. carichiamo autostoppisti. Ha cambiato il destino, La Gianmarco. scelta è del Strada, mondo. vedi? Dobbiamo riprovare se c'è la parità, se si può riconfermare dopo. Anche questo fa parte del gioco. Una villa abbandonata nella foresta con le luci che se ne vanno, con Direi tutto quello che che ci abbiamo siamo. visto fino a poco fa. In the House of Darkness, Grand 2024. Manor 2024, quindi siamo andati un bel po' avanti col tempo. Ok. Scooby-Doo. Tipo, esattamente, sì. La villa di Scooby-Doo questa. Magari arrivando prima lei troviamo qualcosa che non avremmo trovato fermandoci a parlare con quella. Prego, Gianmarco, la villa del mistero ti attende. Oh. Campanello inquietante. Buon segno. Salve! Sono qui! Non ci posso credere. Vengo fin qui e non c'è nessuno. Si può entrare? C'è nessuno? C'è dell'elicottero questo. Vabbè. Allora, la porta è aperta. Posso dire che è una voce rompicazzo, lo sto pensando Molto. pure io. Dai, ma la facciamo morire, dai. Ci laviamo dal cazzo. No, Gianma, salviamoci, qui c'è l'oscurità, Ma io c'ho l'altra. c'è una villa alla Resident Evil senza luci. Prego Gianmarco. Al motivo. Ehi, c'è Madison, nessuno? 21:11, sala d'ingresso. Vediamo dove cazzo vado. Obiettivo, guardati intorno e trova Augustine Sarà meglio Lieber. dare un'occhiata in giro. Magari Ok. trovo qualcuno. Ok. Qua non c'è un cazzo. Maria Antonietta. No, Antonio non può venire. Antonio no, sta un attimo occupato. Poi c'è Gertrude. Però c'era una scatolina lì su. Dove? Sì, sì, sì. A Scatolina. destra? Sì, 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 eccolo qui. E poi c'è Margaret. Ah, sono i nostri... Quelli che già abbiamo trovato. Allora, i Quelli primi ne due li abbiamo sono trovati. 2, 4, 6, sono 12 da Sono trovare. 12, sì. Cambia qualcosa una volta che li troviamo tutti? Forse si sblocca qualche cosa di extra fuori. Ok. Ok. Allora, i lati li abbiamo sì. fatti. C'è la Ora zona ci sarebbe centrale. sotto o sopra? Sotto. Deve pure esserci qualcuno. Ehi là! Gemelle Gemelle Kessler. Kessler, sì. Ci sono le zie. Sono particolarmente incazzate. La villa. del demone. Oh, attenzione, c'è una porta. Qua si apre, ma si apre anche. Dovrei Si essere apre pure arrivata. là. Ok. Credo che qua potrebbe passare alla scena successiva. Allora no, arriviamo prima qua. Lì dentro No. non troverò nessuno, immagino. Allora andiamo prima sopra. Devo trovare tutto. Ecco, E lui si collega. grande. Organizzate, se c'è qualche sera facciamo Ma una partita. domani gli mando un messaggio. Visto che ce l'ho pure io a sto punto. Ah, Safa Maronna. Allora, c'è qualcosa. Oh, Potrei giocarci Gira. pure io.
E Survivor Steam DM re bemolle do re bemolle si bemolle. Ok, già ma abbiamo preso comunque un indizio. Va bene. Ottimo, ottimo, Sbagliate tasto. ottimo. Allora si va. Ok, è la stessa cosa. Una scacchiera, però Non inutilizzabile. manca niente. Allora, questa si apre. Vedi sempre di avvicinarti pure ai cassetti, perché gli schedari che abbiamo visto prima, solo standoci vicino, si erano attivati. No, quindi o la porta qui ma non si apre, Non si questa apre. niente. Oh. Vediamo. Il continuo credo che sia giù per la frase che ha utilizzato. Questa atmosfera da cottage inquietante non mi dispiace. Scoperta. Bruno Stanford III, esperto di business. Ogni idea ha una pianificazione zen, ogni idea grandiosa è opera di Stan. Non vedo davvero l'ora di fare affari con te. AL, sono impaziente di collaborare con te. Se oggi. manterrai la parola, sono certo che questa serata darà i suoi frutti per entrambi. Ci vediamo il giorno 13 e per favore chiamami Stan. Hai il numero di qualche taxi affidabile? Il tipo che conosco io è indisposto, per così dire. Ok, Non si gira ulteriormente. Indietro. Non ho visto nessun'altra auto Sì. fuori. Forse è quella lì di prima? Cogli cosa? Ah, questo qua, questo sì. Allora, signora River, le scrivo per confermarle che, come da sue istruzioni, ho richiesto al personale di congedarsi e di sgombrare il luogo prima dell'arrivo dei suoi ospiti. Le confermo inoltre che si sono dimostrati tutti lieti di osservare le sue istruzioni nonostante i comprensibili dubbi su quando desidera che ritornino sul posto. Lungi da me mostrare indiscrezione circa i suoi affari privati. Posso comunque desumere che i suoi ospiti ripartiranno non appena avrete concluso le vostre attività? Rammento di aver udito che i suoi ospiti sono tutti collezionisti e che condividono un interesse simile al suo. Se così fosse, non sarebbe preferibile, se non auspicabile, tenere sul luogo un membro fidato del personale perché gestisca personalmente gli eventuali oggetti di valore? Raccomando il sottoscritto per questo incarico e non lo considererei al di sotto della mia estrazione, che ambisco all'opportunità di rimirare e toccare con mano le sue preziosità nel reliquiario privato, qualora servisse. Dovesse chiamarvi, sono a pochi metri di distanza e non si bruci di eccessiva discrezione. Nei miei 3 anni di servizio come gestore di Villa Geralt ho dato prova della mia esemplare riservatezza, onestà e affidabilità. Attendo su con trepidazione il suo fedele servitore J.F. Grimes. Vabbè. Quindi, sapendo che arrivavano queste persone, la proprietaria della villa ha detto: voi non dovete esserci, dobbiamo stare da soli. Ok, abbiamo un altro indizio là. Okay. Allora, vediamo se qua c'è qualcosa, un'altra scacchiera. Sempre tutto a posto. Tavolo di frutta al niente. Un'altra signora. Una cassetta che però... C'è un pianoforte, ne abbiamo trovato delle note. Qua un cazzolo. Nada. Vedi il pianoforte? La canzone che abbiamo trovato. Passaggio segreto. Mo però stiamo facendo tarantelle ad andare di qua? Forse dovevo andare sotto? Ormai è tardi. Credo che sotto possa essere il continuo e questo sia extra. Però questo è segreto, già scherzando? Dai, stiamo andando. Penso che siamo tutti d'accordo, ragazzi. Voi che mi dite? Sì. Io non premo ancora, aspetto anche un parere. Cantinato rosso nascosto dietro parete illusoria. Reagan, quello, Papa, se ci siamo ancora, tutti voi, che pensate della situazione? Si vola. Vola. Sì. Vabbè. Signori, siamo artefici del nostro destino. Andiamo. Ma c'è la porta chiusa. No, ok. Forse non dovrei ficcanasare in giro. Fatti i suoi a controllo, che sappiamo che c'è il marcio qua. Un altro, ok. Il La bambino caccia che l'ha di chiesta questa deve qua, aver la scritto ninna nanna che bambola tormenta la inquietante foresta sulla letterina oscura. di Natale.
Ah, ok, rigo sotto. Aspetta, ma ce lo leggiamo dal menu. Non si sposta nient'altro. No, non trova altro. Ok. Allora, facciamo così. Menu. Collezioni i relic. Ok, quello sotto. La cacciatrice. Hanno abbandonato i rigidi inverni della foresta rossa alla ricerca di selvaggina più temibile, ma nessuno finora si è dimostrato all'altezza delle sue doti. La sua ninna nanna aleggia nell'oscurità, alludendo a una caccia non ancora conclusa e a una dolce ricompensa non ancora catturata. La sua ascia è affilata e la caccia prosegue. Ok. Allora, questa presa qui non si può non fare ci fa niente. interagire con niente più. Portal. Non è un orgnomo armato di ascia e non credo che siamo nemmeno in Trentino quello. Ah, ok, abbiamo fatto il giro, Gianmarco, abbiamo esplorato tutto allora. A posto. Ah, Siamo ok. usciti là dove dovevamo arrivare. Top. Ottimo. Ragazzi, si va, tu non ti A sto apri, punto, giusto? sì. No. Bella la portata che si genera. Ma che gli attributi ci sono tutti. Non sono pratico del Trentino, quello ti dico la verità. Salve. Ah, ma ciao! Un'altra vittima? Ciao. Vittima? Solo un pizzico di umorismo inglese. Oh, sei inglese? No, ma basta passare un po' di tempo in una casa di campagna così e ci si fa contagiare. Ah, ma dove ho lasciato le buone maniere? Io sono stato... questo è Quella del Sten. biglietto, ok. Maddie. È un piacere, Maddie. Sta per... Madeline? Madison, in realtà. Ah, ok, tipo la Avenue. Mamma mia. A New York. La città migliore del mondo. Mai stata? Non so se è lì quello. No, non penso. Sì, non io penso. è lì che vivo. Cioè, una volta ci vivevo. Io in questo momento abito a Berlino, o meglio, sto studiando a Berlino. Quindi tecnicamente non vivo più a New York, ma rimane comunque la mia città di appartenenza, perché, beh, è New York e da noi si dice newyorkese una volta, newyorkese per sempre, perciò... Sì. Bene, Madison Avenue. Ora che ci sei anche tu, la festa può finalmente iniziare. Oh, beh, non mi sembra un granché come festa. Cringe. Lo dice a me. A questo punto abbiamo indizio. Ragazzi, si approfondisce. Abbiamo indizio, l'abbiamo trovato. Vi do un Allora, se altro finisce voto. in parità, Ragazzi, nella fase votate. successiva, Esatto. vedi se puoi scegliere tu. Così capiamo pure come funziona, perché non ci ha detto in caso di parità il gioco come si comporta. Ricordatevi ragazzi che le scelte con la lente di ingrandimento sono in base alle cose che troviamo, quindi sono scelte uniche. Però non voglio assolutamente influenzare il vostro giudizio. Stan, ma è per caso il diminutivo di Stanford? A quanto pare la mia fama mi No, precede. abbiamo trovato il biglietto da visita. Bruno Stanford III. Al tuo servizio. Ma solo se mi chiami Stan. Niente, me l'ecco. Ok, la carica. Allora, vai. Ehi! Sembra Jessica Linda Fletcher. Castle. Sono onorato, anzi... Allora ci sta una Castle in questo di gioco. conoscerti. No, c'era già, che è Frank Castle. È un piacere essere incantato dalla tua presenza. Ok, certo. Idem. Non capita spesso di incontrare e poter stringere la mano a uno dei registi horror personalmente più amati. Sarei anche arrivata prima, ma mi si è rotta la macchina e non sono riuscita a far fermare nessuno. Oh, cazzo, mi dispiace. È capitato. Nessun problema, davvero. Ho fatto 2 passi. No, aspetta. Hai visto la famosissima Linda Castle Eh, bloccata no. sul ciglio della strada e non ti sei fermata? Sì. Parliamo della regista di My Mother, My Father, My Blood. Spirito Nirvana. Santo, amen. Blade Skinner? Dismembered, the 25th of December. Io non Belli avevo titoli, proprio però non li idea ho di chi davanti. fosse. Non vale come scusa. Vedo dell'indecisione qui.
Mi dispiace, signor, se io sapevo mi fermavo. Io lo sapevo, ma lei no. Quindi vabbè. Voglio essere gentile. Comunque abbiamo io. già la conferma che in questa isla ci sono dei passaggi segreti. Quindi già sta cosa, se già prima era un dubbio. Ma non mi sta facendo Scusa, più il mi fatto di dispiace Non prima. ho capito la cosa di prima. Non so perché l'ho fatto. Sono solo un po' frastornata per il viaggio e non ho idea di come sia la gente da queste parti e... Ecco, sono andata nel panico e mi sentivo in colpa, ma dopo averti superata non potevo tornare indietro E a quel punto ero il problema di qualcun altro, giusto? Esatto! No! Sì. Cioè, io credo di sì. Non sei una da decisioni affrettate. Pochi lo sono. Ah, ok. Vabbè. Forse la padrona di casa ci ha lasciato qualcosa e sta a noi. Che fai nella vita, Stan? Ma Beh, non Si è vorrei interrotto annoiarti l'audio scendendo nei all'improvviso. dettagli, ma ho a che fare con soldi, auto da borsa e commercio. Niente di legale, si intende. Oh, ma Allora certo. fa qualcosa di legale. Ok, però c'è da quei mobile. settini premuto. Questo farà andare avanti. Stava giocando da solo. Tokyo Drift. Come lui, sta giocando da solo. L'epopea di Gilgamesh. Ci sono dei passaggi Un segnati. po' Oh, di leggera signore. lettura Combatterono, serale. demolirono l'inglese. Annotazione, attenzione a come si svolge lo scontro. Norman, come vedi anche tu impedisci a Gilgamesh di varcare il cancello, così Gilgamesh deve ricorrere alla forza bruta per sopraffare l'uomo bestia. Dice a Gilgamesh è nato unico ed esaltato sopra gli uomini per giustificare il suo dominio sugli uomini, ma solo successivamente allo scontro. La violenza era pertanto l'unico modo per dimostrare la sua legittimità. Norman osserva come Gilgamesh annuncia il suo intento di entrare nella foresta dei cedri e riconosce che per farlo dovrà ricorrere alla forza dimostrando il suo valore. Scendi un po' in basso, grazie. E Gilgamesh potesse combattere anche a mani nude, sa bene che dalle armi nel suo valore riesce a diminuire il suo potere. Ok, c'è qualcosa che non quadra. Miti e leggende? Che la foresta l'abbiamo vista prima, un bosco, quindi qualche rituale c'è qualcosa nel mezzo, questo è poco ma è sicuro. Ma sono due scelte. Vediamo prima qua. Perfetto. Siamo scesi a una Una scelta. scelta. A posto. Giusto, per par condicio. No, non è proprio azionabile. Dai che mi esce cadavere, Avete vai. premuto? Ok. Ah, la locandina di un film dentro una... Ce l'hai il fegato di entrare a Murder Mill? Murder Mill. Oggi questa è la cosa che abbiamo fatto prima, aspetta. Quindi quello che abbiamo fatto prima era un... no, hai capito, ma mi sta venendo il dubbio. Partecipato anche Linda Castle. Che è quella. Ehi, avete mai sentito parlare di Murder Mill? Non ci posso credere. Stai scherzando, vero? No. Si esplichi cortesemente. Diciamo che non sono La l'unico scena che a abbiamo conoscerlo fatto tra noi. prima è questo Aspetta. film qua, che noi eravamo Questo è uno dei tuoi nell'acciaieria e c'era sta situazione qui. È uno dei primi progetti a cui ho lavorato, budget bassissimo. Non sapevamo neanche cosa facessimo e Sono film che fai tu. non sarebbe mai dovuto esistere. Lo penso ancora oggi. Ma perché? La gente tende a ingigantire le cose. L'hanno proiettato poche volte. E pare che ogni volta il pubblico si sia fatto prendere da una furia omicida. Dai, non è vero. No, non puoi negarlo. Quel film è leggendario. Magari chi l'ha visto è impazzito dalla noia. Senti, di sicuro ti avranno fatto firmare un sacco di accordi di riservatezza, ma... Eh? Ma chi? Il governo, dopo che ha sequestrato e distrutto tutte le copie del film. Ah,
ma per favore. So che ne hanno tenuta una L'hai per letta su sicurezza Facebook sta notizia? e che la CIA la usa per interrogatori potenziati in un laboratorio segreto chiamato Leary Memorial Institute. E tu come fai a saperlo? Sono un fan. E sapere cose è sempre utile. Ok, sta cosa è strana. Va bene, va bene. Tornata alla corrente. Ma è normale che succeda? Io non so, ma adoro la teatralità. Salve, Margaret Thatcher. non penso. Ah, bene. Noto che voi tre siete già diventati buoni conoscenti. Vi chiedo umilmente. Ma sei perdono quella per all'inizio il mio tutta ritardo. incappucciata? Sono Non molte so, cose al sembrava momento che il nome è vengo quello. occupata E odierei non Forse dedicarvi invecchiata, totale appunto, che era nel attenzione passato, quando siamo là. insieme. Ecco, sì, a proposito di attenzioni. Ah, Vag. siete tremenda, eh? Rimedio subito. Dopotutto, da sobri sareste fin troppo bravi a negoziare. Io da ubriaco anche di più. Talmente potente come entità che ha, capito? Madison, gradisci anche tu qualcosa da bere? Io... chiamami Maddie. Oh, perdonami, Maddie. Oh, non c'è problema. Invece sì, non farti mai problemi a dire il tuo nome perché è ciò che sei. Non lo dimenticare. E tu... tu chi sei? Io sono Augustine Lieber. Molto piacere, Augustine Lieber. Ora che ci siamo presentate a dovere, posso offrirti un drink? Prendo quello che prende Selmo. Vabbè, io per ora sto ancora nel chill, quindi sì. Tu dici? Sì, Ok, ci al sta. momento lo prenderei. Non avrei motivo di essere ansioso oggettivamente, lo penserei solo perché so che sono in un gioco dove la gente muore. Quindi Molto attualmente probabilmente è lei che ha organizzato tutto per qualche motivo. Ma dobbiamo capire, Frankstone, come si ricollega a quello che sta succedendo adesso. No, no, che questo ci stufa. Sei stato bloccato quello, come Vai, ogni vai, volta. metti frase. Ok. Quindi quando esce il Certo, bloccare puoi sì, selezionare tu allora quale delle due. prenderò quello che prende Stan. Bene. E tu? No, grazie. So che ti piacerà. Mai bevuto in vita mia. E non inizierò di certo ora. Era quel lato della stanza che andava a 30, ma questo lato qua, vabbè. So che avete fatto tutti un lungo viaggio per essere qui. Ciò nonostante, spero vi renderete conto che ne valsa la pena. Beh, dipende da te. No? Suppongo di sì. Ti mostro la mia se mi mostri la tua. Questa è Dritto lezione al Harry sodo, Potter. Calma, signor Stanford. Bisogna informare tutti. Ecco a te. Grazie. Ancora questo bicchiere. È il bicchiere del Stai sogno. bene? Sì, sto bene, non è niente. Scusa, Augustine, ma non ho fatto tutta quella strada per bere. Cosa c'è là dentro? Non so voi cosa siate venuti a venderle, ma si dà il caso che io abbia uno degli oggetti cinematografici più rari e ricercati sul mercato. Beh, questo è l'unico segmento di pellicola esistente delle riprese originali di Murder Mill. Opera prima di una certa autrice famosa. Parrebbe. Dovrebbe valere un po'. Così dicono. Mi spiace deluderti. Maledizione. Tanti saluti al suo valore da pezzo unico. Ah, Beh, non proprio. Io... non ho mai saputo da dove venisse. sono 3 copie? Mi hai detto che dovevo portartela di persona se io avessi voluto... Io manterrò tutte le promesse che ho fatto. In ognuno di loro c'ha sto pezzo del film, A tutti. però la regista è lì, cioè cosa c'è Se non dietro? volessi venderla. Beh, è un'opzione. Ma dopo 40 anni di sofferenze, perché viverne altre?
Mi scuso di nuovo. Sì, sta ma esplodendo ho il frame delle ferie che rate. devo sbrigare Sì, urgentemente proprio ad un nel certo mio punto riguardo non privato. ce la fa proprio. Mentre aspettate, fate pure come se foste a casa vostra. Dovremmo davvero finire di parlare di... Ogni cosa a suo tempo, signora Castle. Mancava così poco. Potevo percepire la forza dell'entità, il suo potere che pulsava attraverso l'acciaieria. Finché quello spaccone di Sam Green non ha rovinato. Capita. Il rituale è stato interrotto. La mia chiave dilaniata. Quindi è stato un bene. Ma Frank Stone non è morto quella notte. La sua essenza si è radicata nelle fondamenta stesse dell'acciaieria. Un incubo pregno di angoscia senza fine. Dovevo E ci rialza Franco? per risvegliarlo. Oh. Salve personaggio nuovo. Ma si può salvare in qualunque momento, lo zio? Penso nel momento in cui possiamo muoverci, Non lo capite, vero? anche in base al tempo si salva l'ultimo checkpoint. Credete Sì, 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 sì. deboli. È inutile. E comunque sul tema del cinema. No, ma è bello, per il momento mi sta interessando abbastanza, devo dire la verità. Ma c'è una cosa che non capirete mai, voi schifosi bastardi. Potete girando la girarci o torturarci. Farci patire ogni prova infernale che partorisce la vostra mente. Ma stavo! Non vincerete mai il nostro Sei incazzato spirito. nero, lo zio? Sì. No, lo tieni il pad, sto No, giocando a ci puoi merda. distrarre un attimo. No. Mia sorella. Oddio. Quindi dovrei solamente tradire la mia stessa sorella Sì. e tu mi libererai Sì. e potrò C'è un vivere. ragazzo che sta girando un film amatoriale. Forse un provino. Maledetto che mi costringi a fare questa scelta impossibile. Un po' troppo esagerato. Affrontato preferire morire, afflitto. Sfrontato, vai. Ho cambiato un attimino l'inquadratura. Ok. Non capisci Sfrontato, cos'è tipo che stai sfacciato, facendo? quello. Preferirei morire 1000 morti atroci che tradire chi amo. Rispondo di no. E non potrai in alcun modo farmi cambiare idea. Su, coraggio, alieno. Fatevi Vai, sotto. vai. Vi faccio vedere. Ah! Che roba è? Che sta facendo? Non ti preoccupare, quello quando arriverai alle superiori imparerai anche tu queste parole. Giustamente. Sta sparando un Cosa stai sopone. combattendo? No, ha combattuto contro il mostro della sconfitta. Questa è la morte del PG. Com'era? Ok. Non ci arrivivo. Wow. Ah, bello. Seria? Non era troppo. Ma no! Forse ho esagerato. Bisogna fare leva sulle masse, Aime. È lì che si guadagna. Ok. Figo. Com'era, Linda? Era buona questa? Vediamo il gate. Da queste si vede il gate. No, in realtà la lente non viene via. Qui qualcuno vuole fare scena con le stronzate fighettine imparate sui libri di cinema in biblioteca?
Prendo solo seriamente quest'arte. Quest'arte! Ma fammi il piacere. Siamo a posto o... Ma sì, cioè, C'è una delusione, andava oggi hai bene. detto, voglio. Com'era il sangue? Succede. Perché l'hai deluso? Beh, Dimmi che c'è il sangue, Linda. sì, però sta ad Aime convincere. Ero convincente. Ok, ma sei riuscita a riprenderlo o no? Si vede che schizza un po' sulla sua faccia. Ah, Linda! Ho detto che volevo un ampio primo piano, con il braccio insanguinato e la recitazione facciale di Aime, non solo un estremo sulla recitazione facciale. Mi ha rapito la scena. Anch'io ho il diritto di esprimere i miei istinti artistici con la telecamera. E c'ha ragione pure lei. Sì. E ampio primo piano non esiste. Neanche estremo. Poi recitazione e basta. A qualcuno frega chi è la regista? Questo però anche è vero. Accondiscendente. No, deve capire che non deve rompere i coglioni. Bisogna reccare col grande. Reccare nel grandangolo. Linda, quando giri un film va rispettato il regista e questo film è di Chris. Tranquilla. Ora la rifacciamo, È ok? impassivita, però Questa volta ci hai chiesto a modo parere. mio. Però ha ragione, purtroppo, è il regista che Sta decide, fermo, non che decidi ti tu. sistemo un po'. Questo andrà bene. Cioè, Se che stiamo a fare, ti signor? Che farei serve un perdonare regista? nella mia roulotte dopo le riprese. No, però si scopa. Sa di sciroppo per la tosse. Non mi Grazie, soffocavo Maronna. per finta. Mi è valsa la Devo pena. andare via? Allora, in piedi, gente, tutti in prima posizione. Siete voi tre. Si ricomincia, si ricomincia. gente. Avanti. Ok, audio acceso. Motore. Bene, in posizione. E fermi. E fermi. Bella Bellinda. E azione. C'è qualcosa da dietro? Cazzo! No! Oh no, non si mette bene. C'era Che qualcuno cosa dietro. credete di fare qui? Oh, Ah, era una salve, persona signor reale. Green. È l'agente Green. Sceriffo. Ah, è Sì, diventato sceriffo. scusi. Quante volte Quindi ho questo è nel detto passato di di nuovo. starvene lontani da qui? Eravamo nel mezzo di un chuck. Chuck, Per il nostro film. non potete girare un film qui. Ma è proprio qui che c'è il climax. Questa è un'acciaieria inagibile, Rivera. È una violazione. Ora, per non passare la notte in cella, Io vi sto consiglio pure a lei, avvisando. a Castle e a... Dixie. Signorina Tammy D. Dixie. Gordon. Ah, Logi. Quindi quella là Christine in Gordon. mezzo è Linda Castle. Da Consiglio di giovane. sgomberare Oh, l'area quindi da lei ha subito conosciuto e di non Green. mettere Ok. Ok. mai più piede per nessun motivo al mondo qui nell'acciaieria. Mai. Non avevo capito che si era switchato tempo una volta. Non ci diamo bene le ultime scene. Sì. Vabbè, lui è sopravvissuto grazie a Enzo, in realtà, perché se no sarebbe morto Io probabilmente. credevo fosse morto e che si è accasciato a terra e non Quindi si è mo qua la alzato più. scena cambiava? Non ci sarebbe proprio stato da questa parte Probabile, qua? probabile. Se è Interessante. morto non c'è. Molto interessante. Ok, vediamo se ti fa scelta o ti file. Ok. Puoi bloccare, così ti fa la scelta tua, credo. Sì. Sceriffo Quindi Green, basta farmi signore, semplicemente con qui. rispetto, Ah, le riprese sono quasi ultimate e senza le ultime scene nella location principale dovremmo cestinare tutto. Allora cestinate tutto. qua. No. Va no. bene, allora arrestaci. Cosa? Arrestaci. Per divieto d'accesso. Linda? Linda, dai. Sono il papà di Robert e un agente. Prendetemi seriamente.
Non potete rimanere qui. Perché ci tieni tanto? Ma se è abbandonata? Già, non siamo qui per rubare. Qui non è No, non è sicuro. abbandonato. Voi a casa. Non è Ma abbiamo abbandonato. solo 3 scenette, poi avremo finito. Beh, credo che oggi non filmerete altro. Ah, boh, sceriffo, Con puoi quella. aspettare? Ah, no, è vero, questo ormai si è spaccato vetro. Quindi niente. Sembra un Uzi comunque, con quella... Sì. Ma che cazzo di problemi ha quello? Non è così Urla male. di più, anda a sentire. Di solito. Noi non faremo come dice, no? Ma se la telecamera è tutta... Davvero? Troveremo Scusa. il modo di finire il film al garage. Ah, poi con l'ambientazione, un garage messo un basso quadro, ci può assomigliare a sto posto. Sì, sì. Cioè, non stai andando un bosco, come lo faccio nel garage, il bosco? Ma qua ci attacchiamo proprio ai dettagli per questa cacacazzi. Quindi Linda era rossa da giovane. Sì. Va bene. Quindi tu qui sei anche vecchio amico di Linda. E no, però non c'è più. No, però ha lasciato le indicazioni, forse. Ma questo è il minivan di Scooby-Doo, però è blu. Questa è una puntata di Scooby-Doo Horror. Il cane già c'era pure E all'inizio. non pensate di fare scherzi. Vi vedo. Infatti quello hai ragione. Scusami se lo sceriffo stai appostato sempre qui. Sì, sei proprio appostato qua. Se non vedi qualcuno entrare, Quindi il vecchio Tom non c'è più. penso proprio di no. Lui stava qui. Ok, allora salviamo qui anche perché così ci facciamo con calma. Finiamo di vedere sta tazza. Vediamo, sì, sì. No, tempo ho gli che occhi fa. che mi si stanno chiudendo e che Cavolo, sono sa. stanchissimo dopo oggi. Può Mi essere sto pure che ha pure fatto una divertendo, ma mi sto autosalvataggio. addormentando senza volere ed è brutta sta cosa. E Curiosity on Main Street. Cedar Hills, ecco, siamo tornati nel 1980. Quindi mo siamo indietro. Ok, abbiamo 3 linee temporali Di diverse. 44 anni. 80-2024. E queste cose a me mi fanno impazzire. Quindi il gioco già sta andando proprio. C'hai dei piccoli buggettini, porca. Un po' di problemi di frame rate. Mo penso qua dentro ti farà salvare, che ti farà Sì, muovere. no, quello basta che noi ci possiamo muovere. Diciamo che dovrebbe essersi salvato. Ah, io non ci credo, è un disastro pazzesco! Non essere tragica. Non c'è una scadenza. Ah, a chi serve una scadenza quando ogni secondo sprecato ci avvicina sempre Mamma mia, di Chris, più però sei alla proprio una nostra seccia. ultima scadenza cosmica. Cosmica. Gotico. Mi piace. Ehi, cosa sono? Ah, sono per noi da mettere mentre giriamo. Sorpresa! Margherita? Ma voi due recitate. Quindi... Sì, quindi Rimane- lei Loro è stanno Linda. facendo Lei la nostra Mandermilla adesso. ambasciatrice. Certo. Ha Quindi il fatto film Ninja l'hanno Knight. girato sulle ambientazioni aspetta, reali lì e c'è dopo ancora tanti una anni sono Ma stati non è richiamati rotta. perché c'è La qualcosa lente è che sta scheggiata. Una venendo. maledizione, Dentro è sì, a qualcosa posto. che no. Solo non aprirla. E abbiamo visto Va quello, bene. più la parte Oggi è centrale stato del passato e faticoso. poi la parte Quindi futura mo con qua il mentre personaggio. registrano Senti, succede ma qualcosa posso e per essere questo lei non arrabbiata? ne vuole più parlare del film. Sì, Ma lo sceriffo Green non ha davvero niente di meglio da fare? sì, davvero è No, una puntata non di diamo Scooby-Doo la per caccia ai chiave veri più horror, criminali. Cedar Hills No, non con è le 3 proprio linee un temporali focolaio di diverse, mamma mia. criminalità. In Teoria realtà non andiamo è proprio proprio benissimo. così. Tu li fai sopravvivere tutti e C'è tre. tutta la storia del serial killer. Come? Eccola. Cioè, quando è Ci successo? stanno anche nel futuro, ma io no. ero un bambino, non ne so nulla. Oh, ma sei ancora un bimbo. E non Oh, sai boh. ancora nulla. Ora, fai il bravo bimbo e dimmi tutto ciò che sai su questa storia del serial killer. So un paio di cose. Sputa il rospo, su. Ok, il Dai, motivo dacci per della cui lo loro. sceriffo Green non ci vuole nell'acciaieria. Già, tutto è nato lì. Ma quindi qualcosa la sai. E non ci hai detto niente, traditore! No, perché avresti No, reagito fermati. così. Beh, ma ovviamente. Linda, dici Sei dell'assassino proprio dell'acciaieria. Beh, quella è la fine. Prima però c'è stata tutta una serie di sparizioni, cioè rapimenti e omicidi. Oh, ma come si chiamava il tipo? Lo inseriamo nel film. Non so se... Frank Stone. Ah, e questo Frank Stone ha ucciso davvero persone nell'acciaieria?
Nostra, intendo. L'acciaieria dove un'ora fa stavamo girando. Tecnicamente, Frank lavorava all'acciaieria, ma credo fossero gli ultimi giorni. Probabilmente pochi operai. E dopo l'hanno chiusa. C'erano le vittime. Ma esce il sondaggio nella chat prima che esce a schermo? Forse il gioco già capisce, quindi lo manda con un po' di anticipo e di ritardo per giostrarla al meglio con i tempi. Ok. Tu che hai votato, Lozzi? Non ho visto. Indagatrice. Ok. Guarda come pensa. Ok. Fai B. Dato che non c'è. Non Chi è mancano che altri voti. uccideva? Arriva prima in chat. Ok, grazie quello. a caso, Ok, grazie. cittadini, gente mai identificata. Omicidi casuali. Nessuno schema. Ma di quanti parliamo? Nessuno lo sa. Perché non hanno mai ritrovato i corpi? Solo parti. Non è normale sta cosa. E così lei dovrebbe pure apprezzare la risposta e che è contenta che giriamo. Allora, vediamo un po', penso che la devo bloccare comunque. Ok, mi è Sapete andato che in automatico. significa? Che ci serve un'altra location. Siamo signori, vado a letto. Scemo. Notte a tutti. Significa Buonanotte, che abbiamo già Regan. la Penso che ma appena ci fa perfetta muovere location. stacchiamo anche Buonanotte, noi. bello. Ce lo continuiamo in questi Possiamo giorni. girare un Una film bella in una vera storiella. acciaieria del terrore. Buonanotte Non avremo e nemmeno buon riposo bisogno per di domani. pubblicità. Ah, Tutti faranno a gara per vederlo. Diventeremo super famosissimi. Quindi Ok, tre ragazzi sì. che hanno tentato di Qualcuno girare un pagherà pure horror per con vederlo, un'altra però trama. se mai non Oddio, dovesse si piacermi, prospetta un Allora attimino dobbiamo far sì interessante che a queste livello di ultime storia. scene facciano Comunque, se ti scoppiare la interessa, testa. ho appena letto che con la Gazzetta dello Cazzo! Sport, Sì. Ma credo, non se la escono i cazzo di nuovi telecamera telimare di One rotta, Piece cazzo! ufficiali. Ah! Se ti può interessare, perché Mi non do portiamo domani la di telecamera bloccare al sta negozio cosa. so che a riparare? apprezzi, quindi Sì, io ti riferisco. insomma, ho Devi speso il chiamare resto del domani il mio budget amico per le dell'edicolo oppure vado a farmi i magliette. passi fino a là e me lo Se vado non a prendere. conoscete qualcuno che si occupi di Non finanziamenti so quando di escono, film, però ho letto noi solo di siamo sfuggita. nella Ok, merda. ok. Vedo se mi Non ricordi puoi la punire ragione. papà, non ho più 16 anni e ormai Ecco vivo qua. fuori casa. Ehi! Ah, Ah, bastava. Vanishing in che c'è? progress. Devo incazzarmi anche con te. La sorella. Perché è morto e dietro c'è l'aspetto Tu celestiale? non me lo devi chiedere a me questo, Enzo. Salve cara donzella. Un po' come parli tu alla fine. Salve. Salve. Tutto bene? Camomilla prima di entrare qui un attimino. Anche tu, eh? Non è possibile? Ehi, donzella, come va la vita al castello? Ha battuto la testa? Che problemi hai? Scelto. Perdonami. Gioco mi ha dato le scelte e io ho Perché scelto. papà è uno stronzo insistente. Sono qui per aiutare, non per fare tutto. Io non sono una colf. Sembro una cazzo di colf? Non dire che sembro una cazzo di colf. Non abbiamo È mai solo pensato. preoccupato. Certo, perché se mamma muore io me ne vado. E sarà senza una cazzo di domestica in casa. Mamma si dipende, dai. Sì, è una colfa alla fine quella, ci sta di più, come una cameriera, però detto in maniera più La garbata. camarera. Tu che hai messo, scusa, oggi non Speranzoso. Vabbè, speriamo, Uriel. Ma dobbiamo capire chi è la mamma, che è tutta la situazione, che è tutto Vabbè. collegato alla fine. Ci butteranno 500.000 cose Non va il adesso, ma alla fine sondaggio? capiremo pure. Però il tuo voto Tutto. c'è, Reagan. Certo, No, c'era un ma- voto. Cioè, quello, scusami. La C'era mamma un si voto. riprenderà Non hai presto votato e tu? sarà finita. Vero. Certo. Hai ragione. Scusa, Questa te la forse ricordi? mi serviva solo sfogarmi un po'. Capisco. La mamma non vorrebbe che ci urlassimo addosso. Non lo so È quello, vero. però c'era un voto, se non è il tuo, non so. Già. Come era arrivato? Tu hai fatto davvero un ottimo lavoro. Giuro, non so come faremo senza te. Oh-oh. Che?
Linda, la campanella di Jaime? Blindlon? Campanella? Sai, il mio fratellino ha la tendenza a tirarla un po' per le lunghe Non ho quando votato, sta non me per lo fa chiedere vedere. un Ok, favore. allora, No. grazie a chi ha Strano. votato nel caso. Sono solo sincero. Ci ha fatto Ok, subito. che cosa vuoi da me? Beh, stiamo solo girando un film e ci manca poco, giuro. Ma ci servirebbe giusto qualche soldino in più. E ti pareva, niente di nuovo. Ciò che Jaime cerca di dire è che la nostra telecamera si è rotta e ci servono i soldi per ripararla. Aia. Quanto vi serve? Decisione vostra. $10. Inutile esagera con 20 se la banca sorella poi chiude e non dà più soldi. Mo diventano 50 e 50. Adesso va, ok, perfetto. Ok, Si era un attimo buggato confuso. allora quello, sì. Solo $10. Quindi, supponiamo ipoteticamente che vi aiuti. Diventiamo Io cosa produttrice, ci effettivamente guadagno? ci ha messo Mi i soldi farete per diventare girare, quindi produttrice? potrebbe un attimino Certo. essere. Ovviamente. Produttrice associata Bonnie Rivera. Un favore per un contentino di merda. Linda! Senti, non me ne frega niente di stare nei titoli di coda del vostro film. Quindi, magari puoi offrirmi qualcosa Sesso di anale? più concreto? Non penso che sia comprensivo. Diciamo che non dico niente a papà. Però così un po' ricatto, eh. Ho capito, e tu No, no, mi io non stai scelgo. chiedendo i soldi e tu fai pure. No. Io non scelgo, eh. Quindi io do una mano a te e tu mi dai i soldi, tu partecipi al film, e però poi con calma. Tu ci aiuti coi soldi. Io non dirò a papà perché usi tanto profumo da far aprire tutte le finestre. Non Sgamata. oseresti mai. Se papà dovesse scoprire che fumo, sarebbe la fine. Sta a te. Che c'è? Dai, accetti, andranno tutti Nulla. bene. Sei così tenero quando provi a ricattarmi. Come un piccolo mostriciattolo. Io sono serio. Sai, sopporto le cazzate di papà da quando sono tornata. Ti ci metti anche tu? No, grazie. Bleffavo. Lo so, fai ridere quando ci provi. Ma dovrai inventare qualcosa di meglio. Io proporrei una cosa. Jaime, fa le faccende di casa di Bonnie per... Interessante. Oddio. Qualsiasi cosa, senza proteste. Devo fare la pipì. Va Mentre questi bene. parlano. Beh, allora siamo d'accordo. Brava, Bonnie. Ma non ti azzardare a svignartela. È bello fare affari con te. Ah, è bello anche per me. Bonnie ti ha dato dei soldi per riparare la telecamera. Jamie ha ricevuto $10 dalla sorella per riparare la telecamera in cambio del suo aiuto nelle faccende di casa. Ok. Ne abbiamo le 3 linee temporali qui. Ok, con tutto quello che abbiamo visto finora. Quindi dovremmo anche tornare di nuovo nel 63 alla fine. Alcune scelte che compi influiscono direttamente sulle relazioni tra i personaggi. Puoi vedere lo stato attuale delle relazioni di ciascun personaggio nella schermata relazioni. Seleziona il nome di un personaggio per passare in rassegna le scelte che hanno influenzato quella determinata relazione. Ok, ci abbiamo tutto il resoconto in base al personaggio che stiamo giocando e le scelte che abbiamo preso. Ok. Allora, togliamoci pure sti manufatti da qui, così ci abbiamo tutto letto. The Champion e Murder Mill. Allora, vediamo se ci fa muovere. E cambio in città. Stai bene? Mi
sembri un po' scosso. Sto bene, ma... che c'è nel sangue finto? Credo sia sangue vero alla menta. Sorella ha dato i c'era soldi ed scritto è di passato al evitare giorno dopo. contatti prolungati. Tu l'hai lavato Non via c'è stato subito, niente di però. che. Vero? Tanto non è velenoso per davvero, no? Quanto È tempo un sei stato con odio, questo ahimè. sangue finto addosso? Chiunque può morire. In ogni momento. Tirato frecciatino. Sistemeranno la telecamera prima che chiudano? Dubito il tipo della farmacia sappia farlo. Ehi, positiva. Non abbiamo un altro posto dove portarla. Non c'è un Che? negozio. E lì invece? Credevo fosse abbandonato. Qualcuno l'ha preso. Ma gli empori riparano le telecamere? C'era un posto così vicino casa di mio nonno. Il proprietario smanettava con tutto. Proviamo. Scommetto che c'è anche roba buona. Chris? Andiamo al negozio o all'emporio? Andiamo all'emporio. Vecchio stile. Serial killer dentro che ci sta aspettando già nel negozio. Perché no? Ok, siamo anche in orario, quindi appena ci farà muovere possiamo staccare. Oh, se ne scende comunque con tranquillità, Dai, sono molto incuriosita da certi negozi. Sì, capisco. Fai strada. Scelto di andare prima all'emporio. Ok. Penso che in realtà questo Ozzy di Combine stacca qua che ha salvato. Sì, effettivamente ha fatto questo un film, e sì. dovrebbe riprendere direttamente da Al qui. massimo si rifà una piccola sequenza, ma non c'è problema, Ok. le scelte le rifacciamo. Allora, ragazzuoli Guarda. belli, quello buonanotte. Grazie tante ci per la vediamo compagnia. domani. Perdonate, ma mi si chiudevano gli occhi che mi stavo davvero rilassando. E raccolta di scene eliminate prima o poi si sbloccherà. Dobbiamo finire la storia. Va bene. Bravo Frank Stone Castle. Per il momento approved. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Buonanotte. A domani. Pika うよ一緒に笑いを夜肌終わらない